Gentili colleghe e colleghi, gentile pubblico, per me un vero onore, oltre che un piacere, darvi un saluto di benvenuto da parte dell'Ateneo Veneto e della sua Presidente, la dottoressa Antonella Magaraggia, che si scusa di non poter essere presente. Un particolare saluto va agli organizzatori e ai relatori del 9° convegno nazionale di studi neogreci dedicato a Mario Vitti, una straordinaria figura di studioso che ha gratificato Venezia con il dono a Ca' Foscari, tra l'altro di un importante lascito librario. La scelta dell'Ateneo di sostenere questa iniziativa attraverso la partecipazione a un bando della Regione del Veneto in collaborazione con le università di Venezia, Ca' Foscari e di Padova, e ospitando questa seduta inaugurale, è per noi particolarmente significativa perché rinnova e ribadisce il legame della nostra istituzione con la Grecia e la sua cultura, nel senso più pieno del termine. Libri, storie, persone e parole sono i segni tangibili del legame secolare e indissolubile tra quel mondo e la cultura di Venezia, che l'Ateneo da oltre 200 anni rappresenta. Un mondo a noi tutti qui presenti così vicino anche nella sfera dei sentimenti. Da quando 50 anni fa, come allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene, iniziai a conoscere la Grecia non più solo dai libri, ma dalla realtà di storie, persone e parole, l'amore per quel paese e per la sua gente si è sempre accresciuto, assieme al desiderio di conoscere la storia e la letteratura della Grecia di oggi, che anche a chi studia i resti del passato più remoto non può e non deve ignorare. Anche a titolo personale, dunque, desidero augurare a voi tutte e tutti un proficuo lavoro nei densi giorni del vostro convegno. Mi sia consentito infine di porgere un caro saluto alla socia, collega e amica professoressa Caterina Carpinato, che mi ha preceduto nella carica di vicepresidente. In 1000 occasioni, non ultima questa di oggi, Caterina ha contribuito con sincera passione e instancabile impegno alla inclusione della cultura neogreca tra i progetti e i programmi dell'Ateneo, che gliene è profondamente grato. Grazie. E adesso passo subito la parola al professor Bruno Bernardi, console onorario di Grecia a Venezia, per un saluto istituzionale. Buonasera, grazie dell'invito e soprattutto grazie dell'organizzazione di questo lavoro. La mia attività accademica e professionale mi ha portato distante da questo mondo di ricerche storiche e letterarie. Tuttavia, libri, storie, persone e parole sembra una adeguata rappresentazione, per sintesi, di quello che è stato personalmente il mio rapporto con la Grecia e con l'ellenismo, che si è sviluppato negli anni attraverso prima le letture al liceo, poi la storia naturalmente, e finalmente gli incontri, le persone, la vita vissuta e tutto quanto quello che a questo si accompagna. Quindi nel dare il saluto istituzionale, come si è detto, io vorrei tenerlo, se possibile, al livello personale, a livello così di scambio umano, che mi pare essere sotteso sia all'interesse e alla programmazione degli interventi, sia a questa splendida attività
che state sviluppando, sia come Ateneo Veneto, sia come Università di Ca' Foscari, nella quale sono stato per circa 40 anni. Grazie molte Caterina dell'invito e di questa grande attività. Buonasera a tutti, buon lavoro. Ancora tra noi il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il professor Baglioni, eccolo qui. Grazie, sì, buongiorno a tutte e tutti i convegnisti e grazie molto alle organizzatrici e agli organizzatori dell'invito. Mi fa molto piacere portarvi oggi i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici, un dipartimento in cui la lingua, la letteratura e la cultura greche hanno un posto di assoluto rilievo in tutto il corso della loro storia, dall'antichità classica al Medioevo bizantino fino alla cultura umanistica del Rinascimento e alla modernità e contemporaneità. Alla promozione degli studi del greco e sul greco nel Dipartimento e fuori da esso dà un contributo fondamentale, tocca ripetermi, la collega e prorettrice Caterina Carpinato, che vorrei qui ringraziare pubblicamente per i suoi sforzi, non ultimo quello di aver fortemente voluto che questo convegno si tenesse anche a Venezia, l'altra sede, come sapete, è Padova, e che il convegno si aprisse in un luogo tanto prestigioso ed evocativo come l'Ateneo Veneto. Al centro di queste vostre giornate di studi, a cui purtroppo non potrò prendere parte, parteciperò solo per questo inizio, questo avvio, c'è quel movimento incessante, in passato come oggi, di libri, storie, persone e parole fra la Grecia e il Veneto, e anche chiaramente fra il Veneto e la Grecia, che hanno rappresentato un elemento rilevantissimo della storia della letteratura greca e anche, come è noto, della storia della letteratura italiana. Venezia, è superfluo dirlo, forse addirittura inutile, rappresenta un osservatorio privilegiato perché è stata la prima meta di approdo di molte parole, di molti libri e di molte persone dalla Grecia, punto di riferimento fondamentale da Bessarione a Foscolo. È dunque quanto mai opportuno che a Venezia si continui a indagare sulle relazioni intense e durature fra la città e il mondo greco, in particolare con quelle aree come l'Eptaneso di Foscolo, di Calvos e di Solomos, in cui l'influenza di Venezia è stata più forte per note ragioni storiche. E colgo pertanto l'occasione di ringraziare l'Università dell'Ionio e l'Anagnostichieteria di Corfù, che con la Biblioteca del Parlamento Ellenico hanno dato il proprio patrocinio a questo convegno. Credo che collaborazioni di questo tipo siano preziose e mi auguro che possano esserci nuove occasioni in futuro. E parlando di migrazioni da Oriente a Occidente, non si può non menzionare in questo consesso la biografia personale e intellettuale di Mario Vitti, a cui è dedicato questo convegno e che ci ha lasciato all'inizio di quest'anno. Non sta certo a me, non ci penso neanche, mi occupo di linguistica italiana, enunciare e nucleare le molteplici ragioni dell'importanza di Vitti per gli studi neogreci in Italia e nel mondo. Lo faranno le specialiste e gli specialisti che si avvicenderanno nel corso di queste giornate. Io vorrei limitarmi a condividere un ricordo personale. Nel 2002 mi trovavo all'Università di Cipro per ricerche inerenti alla mia tesi di dottorato e colleghi ciprioti mi informarono che di lì a poco sarebbe stato loro ospite Vitti, credo in occasione della laurea honoris causa poi conferita dall'Ateneo. E confesso che prima di allora, da italianista, non avevo mai sentito il nome di Vitti e pertanto mi vergognai di non conoscere questo professore che i miei colleghi ciprioti consideravano una gloria dell'Accademia Italiana, una star, e al contempo mi stupì che un italiano potesse essere ritenuto un'autorità assoluta degli studi neogreci in una realtà linguisticamente e culturalmente greca come l'Università di Cipro. Scoprì solo più tardi che Vitti era un italiano particolare, nato a Istanbul, Costantinopoli, da madre greca, e arrivato in Italia solo da giovane adulto, secondo il percorso già appunto di molti umanisti del Quattrocento. All'epoca non riuscii ad assistere alla lezione di Vitti perché ero già tornato in Italia. Mi fa dunque molto piacere che questo convegno si inauguri nel suo nome e dei suoi libri. L'esempio più recente, direi, di quel dialogo ininterrotto fra la Grecia e l'Italia richiamato nel titolo di queste giornate. Grazie.
Ora la volta della dottoressa Sofia Chiniadu Cabanis, Biblioteca del Parlamento Greco, anche lei ci porta un saluto. Caro console di Grecia a Venezia, caro presidente della comunità storica dei greci ortodossi di Venezia, caro direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari, signore e signori professori, signore e signori, gentili studenti e studentesse, è per me un grande piacere partecipare all'incontro di apertura di libri, storie, persone e parole fra il Veneto e la Grecia, organizzato dalla storica istituzione Ateneo Veneto nell'ambito del 9° Convegno Nazionale di Studi Neogreci. Ed è per me una grande emozione perché questo incontro, dedicato alla memoria dell'illustre professore e studioso, l'amato Mario Viti, che con la sua opera ha plasmato l'immagine che abbiamo oggi della storia letteraria greca moderna. È inoltre un grande gioia perché la Biblioteca del Parlamento partecipa come partner all'organizzazione dell'Ateneo Veneto, in collaborazione con gli insegnamenti di lingua e letteratura neogreca dell'Università Ca' Foscari e dell'Università di Padova, nonché con l'Associazione Italiana di Studi Neogreci. A loro vanno calorosi complimenti per l'importante attività scientifica ed editoriale che promuove e diffonde la lingua e la cultura greca moderna. La partecipazione del Parlamento ellenico è un evento dal significato speciale perché costituisce un'eccellente opportunità per una proficua cooperazione scientifica. Questo felice sodalizio con la Biblioteca del Parlamento ellenico è stato possibile grazie alla lunga e fruttuosa collaborazione con la professoressa Caterina Carpinato, alla quale sono profondamente grata. È una felice coincidenza che il vicepresidente dell'Ateneo Veneto, istituzione attiva da più di 200 anni a Venezia, sia stato per diversi anni il studioso corfiota Emilio Stipaldos. Oggi la biblioteca personale di Emilio Stipaldos appartiene al Dipartimento della Biblioteca Benachios e delle collezioni di personalità politiche della Biblioteca del Parlamento ellenico. È composta da più di 5.000 volumi. È considerata una delle più ricche biblioteche di Venezia in termini di pubblicazioni. Fu depositata nella biblioteca del Parlamento subito dopo la morte del suo possessore nel 1878, probabilmente su suggerimento di Timoleon Philimon. La collezione libraria di Stipaldos fu donata al Parlamento greco della figlia Eloisia, moglie del poeta, scrittore e politico Aristotele Valaoritis. Mi sia permesso un breve cenno storico sulla biblioteca del Parlamento ellenico. Il 6 marzo 1846, il giurista studioso e combattente della rivoluzione, Giorgios Terzetis, fu eletto archivista e bibliotecario del Parlamento. La sua elezione segna anche l'inizio dell'attività della Biblioteca del Parlamento ellenico, inizialmente collocato in un piccolo locale. Nell'anno di fondazione della biblioteca il suo patrimonio era molto esiguo. Giorgios Terzetis rimase in servizio fino alla morte nell'aprile 1874, periodo durante il quale la biblioteca, con 5.000 libri, viene principalmente utilizzata dai membri del Parlamento, sebbene sia già emersa come un polo di attrazione culturale grazie alla personalità dello stesso Terzetis. Nel 1875 la biblioteca fu trasferita nel nuovo edificio del Parlamento in via Stadiu e il politico e giornalista Timoleon Philimon fu eletto sovrintendente del Parlamento. Nel 1880 il numero di libri è così alto da renderla una delle biblioteche più ricche di Grecia. Quando Philimon andò in pensione nel 1887, la biblioteca contava 120.000 volumi ed era tra le biblioteche più importanti del Mediterraneo orientale.
Le collezioni speciali della biblioteca, attualmente ospitate presso la Biblioteca Centrale del Parlamento, comprendono oggetti rari di particolare interesse, contenuti vari che coprono il periodo dal 400 al 900. In particolare mi riferisco a 400 codici manoscritti dal X al XIX secolo di contenuto prevalentemente teologico e filologico, preziosi incunaboli del 400 come l'epitome delle 8 parti del discorso di Constantinos Laskaris nel 1477 e il Megaetimologicon pubblicato a Venezia nel 1499, nonché edizioni del 500 e 600 rappresentative della produzione libraria dei primi secoli della tipografia. Anche edizioni di libri in lingua greca e straniera dal 600 all'inizio 900 ed edizioni moderne con valore storico e artistico. Opuscoli rari di 800 e 900, riviste e giornali del periodo pre-rivoluzionario e rivoluzionario del 1821, pubblicazioni di resistenza all'occupazione tedesca e alla dittatura. Manifesti, schede elettorali, opuscoli preelettorali di partiti e candidati della storia moderna del paese, cimeli storici legati a momenti importanti dello Stato greco e opere d'arte dell'Ottocento e del Novecento, ma anche di artisti greci contemporanei. 4.500 carte stampate dal 400 ad oggi, tra cui edizioni monumentali come la Carta della Grecia di Rigas Fereos e la Carta dell'Expédition Scientifique de Morée e carte archeologiche dell'Ottocento. Il più antico libro stampato della Biblioteca del Parlamento è Erotimata di Manuel Crisolorà, che era il metodo più popolare per imparare il greco in Occidente con nuove edizioni originali. Sopravvive l'edizione vivecentina del 1476. L'Editio Princeps fu pubblicata senza indicazioni di luogo a Venezia, intorno al 1471. È la traduzione latina di Crisolorà che comprende anche parole greche. Lo studioso e diplomatico Manuel Crisolorà, nato a Costantinopoli, partecipò a una missione diplomatica nel 1394 per conto dell'imperatore Emanuele Paleologo a Venezia per chiedere aiuto ai governanti cristiani contro i turchi ottomani che minacciavano pericolosamente l'impero romano d'Oriente. L'inizio dell'insegnamento delle lettere greche in Italia è opera di Crisolorà, ma si deve anche all'entusiasmo, alla progettualità e alla caparbietà dell'allora segretario della Repubblica Fiorentina, Colluccio Salutati. A Venezia, città che rappresentava un spazio vivo di interazione tra Oriente e Occidente, il contributo della comunità greca fu determinante. Il dare e avere culturale tra la Grecia e Venezia iniziò molto prima della fondazione della confraternità dei greci ortodossi di Venezia all'inizio del 400. Già nel 1204, quando i veneziani dominavano gran parte dell'impero bizantino, iniziarono a svilupparsi i commerci tra questi due mondi vicini e col tempo seguirono scambi intellettuali e influenze bilaterali. Due popoli marinari con un sviluppato istinto commerciale e una spiccata sensibilità per le arti crearono legami che portarono a un'interessante fusione molto spesso dei migliori elementi di entrambe le parti. L'invenzione della stampa da parte di Johannes Gutenberg, la caduta di Costantinopoli nel 1453 e la fuga di numerosi studiosi greci in Occidente, soprattutto in Italia, costituirono la base su cui nacque e si sviluppò la tipografia greca. La necessità degli occidentali di apprendere la lingua greca per comprendere i manoscritti dei classici porterà gli studiosi greci a insegnare nelle famose università e accademie italiane del tempo, così come nelle corti dei potenti sovrani europei. Allo stesso tempo tradussero i classici greci in latino e pubblicarono i primi libri della letteratura greca antica. La trasmissione della cultura greca, grazie alla Serenissima, creò le basi per il suo sviluppo in molteplici ambiti, fatto
che fece considerare Venezia come un alterum Byzantium, come aveva scritto Bessarione nella sua ben nota lettera alla Doge nel 1468. Fu lui stesso a donare la sua inestimabile collezione di codici greci che costituì il primo nucleo dell'attuale biblioteca marciana. 6 anni fa, nel dicembre 2017, eravamo in Laguna grazie al convegno scientifico Libri Greci a Venezia numero 2, organizzato dalla Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca dell'Università Ca' Foscari, in onore di Mario Vitti, in occasione del completamento della donazione della sua biblioteca e della nuovissima edizione della Storia della letteratura greca moderna in lingua italiana, pubblicata nel 2016 dalla casa editrice Ca' Foscarina. Oggi, con commozione, onoriamo la memoria dell'eminente ellenista che con il suo modo unico ha lasciato la sua impronta nelle relazioni greco-italiane, studiando i rapporti letterari prima del Novecento, quanto l'interazione fra le due letterature è stata intensa. L'opera di Mario Vitti è stata ed è una guida per generazioni e generazioni di studiosi della grecità moderna. Ho avuto la fortuna di condividere momenti significativi con l'illustre ellenista, apprezzandone anche le qualità umane. Ho ammirato la sua vitalità e il suo spirito creativo, la sua etica scientifica. Ero affascinata da questo eterno adolescente, esigente storico della letteratura, scrittore penetrante, fotografo sensibile e viaggiatore instancabile. Come è stato giustamente detto, Mario Vitti ha prodotto i rami, le foglie, la continua fioritura della letteratura neogreca. A questo punto vorrei menzionare l'architetto e geniale studioso e scrittore, l'amico Kostas Staikos, che è scomparso quest'anno, lasciando un grande lavoro e un'eredità unica nel campo della storia del libro e della biblioteca. Nel corso degli anni aveva partecipato a numerosi eventi per il libro greco a Venezia, con cui ha mantenuto legami stretti e particolarmente creativi. Signore e signori, la dedizione alla letteratura greca moderna è una passione che non ti abbandona, diceva lui stesso Vitti. Concludendo con questa affermazione, nella quale sono sicura che gran parte dei partecipanti si identificherà, auguro che i lavori di questo importantissimo convegno siano coronati da un grande successo. La ringrazio. La Presidente dell'Associazione Nazionale di Studi Neogreci, professoressa Maria Caracausi, non è presente. Benissimo. Allora chiamo il professor Richard Erkens, direttore del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Gentile Presidente Magaraggia da lontano, gentile Professoressa Carpinato, onorate autorità, cari signori e signori partecipanti del convegno, cari colleghi, professori e studenti, cari voi tutte e tutti, è per me un grande onore e piacere portare il saluto del Centro Tedesco di Studi Veneziani qui al prestigioso Ateneo Veneto, mantenendo così vivo lo stretto legame istituzionale che ci lega e per il quale vi ringrazio molto. Questo vale soprattutto per me, che non sono da molto tempo il nuovo responsabile del Centro Tedesco. La nostra istituzione però promuove l'arte e la scienza a Venezia da oltre 50 anni, assegnando borse di studio sia agli studiosi che agli artisti. Come istituzione interdisciplinare stiamo impegnati in tutte le materie storiche e storico-culturali, compresi naturalmente gli studi umanistici, la bizantinistica o appunto gli studi neogreci. Se ho letto bene, nel nostro archivio degli ex alunni
il professor Ulrich Mönig dall'Università di Amburgo, che questa sera leggerà la Lectio Magistralis, non era un borsista del centro tedesco. Sono quindi ancora più lieto che questo convegno stia creando un dialogo non solo tra le istituzioni veneziane, ma anche tra i diversi percorsi di carriera di rinomati ricercatori. Auguro al nono convegno nazionale di studi neogreci un successo duraturo con e attraverso relazioni profonde e discussioni stimolanti. Auguri anche a tutti i partecipanti che il sottotitolo riferito alla dimensione storica, cioè un dialogo ininterrotto fra il Veneto e la Grecia, possa essere anche il motto attuale e futuro della discussione accademica. Grazie mille e buon lavoro. Concludiamo con l'intervento del Presidente della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, Dimitrios Zafiropoulos. Grazie. Grazie a lei. Microfono. Buonasera a tutti. Gentilissimo console della Grecia a Venezia, cari compatrioti venuti da lontano in rappresentanza della Biblioteca del Parlamento greco, illustri ospiti. A nome della comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, la più antica e gloriosa comunità ellenica della diaspora, riporto il saluto al nono convegno nazionale di studi neogreci. Questa edizione ha un particolare valore aggiunto, ovvero l'omaggio a Mario Viti, scomparso quest'anno, una figura con capacità e percorso di grande importanza nella letteratura neogreca, ma anche nella storiografia e nell'ecdotica. Il titolo di questo convegno nazionale, Libri, storie, persone e parole fra il Veneto e la Grecia, sottolinea non solo una storia linguistica strettamente connessa con quella della Grecia moderna, ma descrive, attraverso la tipografia, stampa, l'importanza della presenza greca a Venezia. Ricordiamoci Nikolaos Glikis, Nikolaos Saros, che sono stati guardiani grandi, ovvero presidenti della nostra comunità, Dimitris Theodossiou, e prima di loro Nikolaos Vlastos e Zacharias Kalieris. Sono convinto che il vostro convegno avrà tutto il successo che merita e che il dialogo tra il Veneto e la Grecia rimarrà ininterrotto per ancora moltissimo tempo. Vorrei ricordare, fuori dallo scritto, che quest'anno è il 70° anno in cui, 70 anni da quando la nostra comunità ha fatto un percorso di una donazione eccezionale, in cui ha donato tutto quello che aveva di mobili e di immobili per la creazione appunto di un istituto che è l'Istituto di ricerca greco di studi bizantini e post-bizantini a Venezia, giusto poche centinaia di metri da qua, proprio perché la parola, la storia e le persone, da quel 28 novembre del 1498 fino al momento in cui abbiamo trasferito tutto, non fosse perduta. Ed è proprio quell'archivio storico, un archivio continuo e completo, come pochissimi altri, che legga e spiega, illustrando quali sono stati i rapporti tra la Grecia di ora e di allora con Venezia e la Serenissima. Ringrazio gli organizzatori, in particolare la Caterina
Carpinato, la professoressa Caterina Carpinato, l'amica Caterina, che abbiamo insieme un percorso, diciamo così, comune da molti anni, per l'opportunità che mi è stata data di portare i saluti della nostra comunità e di essere ospite ad un istituto culturale così importante come l'Ateneo Veneto. Grazie. Abbiamo concluso così gli interventi, questi saluti istituzionali, e passo naturalmente la presidenza della seduta, quella vera, quella diciamo della seduta inaugurale di questo convegno, al professor Nikolaos Karapidakis dell'Università dello Ionio, che invito qui. Ritirandomi un buon ordine. Grazie. Vorrei dal mio canto ringraziare gli organizzatori per il loro invito e soprattutto la professoressa Carpinato, collega e amica, e vorrei chiamarla. Prima di Gigi. Dobbiamo sentire i saluti del nostro decano degli studi, il professor Rotolo. Professore. Professor Rotolo. Carissimi consoci, nella mia non invidiabile veste di socio decano dell'associazione, mi è gradito porgere i più affettuosi e cordiali auguri di felice esito dei lavori che vi accingete a svolgere. L'ottimismo per il bilancio più che positivo dell'attività finora realizzata non può essere oscurato dalle prospettive poco incoraggianti degli sviluppi dell'insegnamento universitario delle discipline afferenti allo studio della storia, della civiltà, della lingua e della letteratura della Grecia moderna. A fronte infatti di un crescente interesse dei giovani a conoscere e coltivare le espressioni più valide e vitali dell'ellenismo recensione, si deve registrare purtroppo un calo delle cattedre di neogreco e degli insegnamenti ad esse connessi. Si è ben lontani da una paritaria o almeno approssimativa compensazione dei posti lasciati vacanti dal pensionamento dei docenti a vario titolo impegnati. Questa situazione non è incoraggiante per i giovani studiosi che mostrano spiccate attitudini alla ricerca nel campo degli studi neogreci. In questo senso ritengo che sia auspicabile una maggiore sensibilizzazione non solo delle autorità accademiche competenti, senza trascurare i rapporti coi colleghi grecisti classici e bizantinisti, ma anche dei responsabili politici di Italia e Grecia. La nostra associazione ha dovuto purtroppo registrare la scomparsa di Mario Vitti e Archistis Proiu, che tanto hanno dato all'insegnamento del neogreco e al progresso dei nostri studi. In particolare con Mario Vitti, che va accomunato nel grato ricordo ai grandi maestri e prestigiosi capiscuola Bruno Lavagnini e Filippo Maria Pontani, ci legava un'antica amicizia che risale al lontano 1955 e che si era rinsaldata nel tempo grazie anche ai legami familiari favoriti dal fatto che le nostre rispettive mogli erano entrambe greche. Per quanto riguarda il giudizio sulla sua personalità di studioso, credo che si possa affermare sinteticamente che egli ha portato nella neogrecistica, oltre a un vivace e originale estro, una ventata di modernità e innovazione, vivamente apprezzata dalla critica e dal pubblico, soprattutto in Grecia. Buon lavoro e arrivederci. Tocca a voi. È difficile di parlare dopo Rotolo. Sì, è difficile parlare dopo Rotolo, è difficile parlare in questa sede, dopo tutte le belle cose che abbiamo sentito e anche i ricordi molto affettuosi che abbiamo di Mario Vitti, e quindi tocca a me parlare del professor Vitti. Ho capito che è un momento di commozione. Se meglio.
Questa è un'immagine di Mario Vitti nella sala del rettorato di Venezia quando è venuto a incontrare il prorettore di allora, il professor Gasparri, e i nostri studenti quando aveva deciso di dare a Ca' Foscari la sua biblioteca personale, una biblioteca d'autore particolarmente importante, prestigiosa e fondamentale per gli studi di greco e di neogreco. Quindi questa terza tappa, Libri greci a Venezia, è un viaggio iniziato in qualche modo 25 anni fa, quando Mario Vitti, Vincenzo Rotolo e Lucia Marcheselli Lucas riattivarono l'insegnamento della lingua e letteratura neogreca all'Università Ca' Foscari. Infatti proprio nel 1998 venne istituito un insegnamento dopo più di 100 anni di interruzione. Il primo docente di lingua neogreca all'Università Ca' Foscari era stato Costandino Striadafillis, nato a Livadià nel 1833 e morto a Napoli nel 1913. Ed era socio di questa illustre istituzione che oggi ci ospita, e proprio in questa illustre istituzione aveva fatto il discorso inaugurale nel 1884, se non sbaglio. Il testo è pubblicato, sul poeta Dionisio Solomosso. Aveva insegnato a Ca' Foscari dalla fondazione 1868 fino al 1890, quando si era trasferito a Napoli per insegnare a quella che è poi diventata l'Università Orientale. Da allora e fino al 1994 Venezia non aveva più avuto un docente di lingua e letteratura neogreca, finché grazie all'indimenticabile Nikolaos Panayotakis, allora direttore dell'Istituto Ellenico, e soprattutto grazie alla disponibilità di Lucia Marcheselli Lucas, si è riattivato l'interesse veneziano, cafoscarino, nei confronti di questa disciplina. Quindi nel 2007, con la prima edizione di Libri greci a Venezia, abbiamo raccontato una nuova storia del neogreco. Quindi Mario Vitti aveva dato la sua biblioteca personale, a quei tempi avevamo organizzato una giornata di studio e nell'appendice del volume Poeti greci contemporanei avevamo delineato anche la storia dell'insegnamento del greco e del neogreco. Poi nel 17, 10 anni dopo, c'era stata la giornata di cui ci ho parlato poco fa la dottoressa Cambanis, quando avevamo avuto la seconda donazione. Quindi poi negli atti di questo convegno racconterò in maniera più dettagliata questa storia di libri greci a Venezia, ma qui vorrei essenzialmente ricordare in maniera molto sintetica i miei studenti e studentesse di quest'anno, che sono i primi a non poter avere l'opportunità di conoscere direttamente Mario Vitti, perché tante volte invece parlavamo di lui e poi qualche volta anche gli mandavamo dei WhatsApp e ci seguiva in questo modo. Sono i primi quindi che arrivano in classe e non hanno più la possibilità di poter entrare in contatto direttamente con lui, e questo è molto triste. Comunque nel 1946 era arrivato qui in Italia un ventenne, quindi più o meno della vostra età, che non aveva imparato il greco moderno attraverso le vie del greco antico come si faceva in Italia, però l'aveva imparato direttamente dalla madre e dalle persone che gli stavano accanto a Costantinopoli. Era un neoellenista che era un vero greco, cioè un giovane costantinopolitano che per sua natura non aveva il bisogno di fare il salto dal greco antico a quello moderno. Questo ragazzo, appena sbarcato da Istanbul in Italia, aveva poi raggiunto Roma in treno, in un'Italia subito dell'immediato dopoguerra, non era neanche un vero e proprio bizantinista, pur essendo di Costantinopoli, e però aveva in sé tutti gli elementi che avrebbero sconvolto definitivamente le norme, le strutture accademiche e la storia del neogreco in Italia. Ha creato quindi un certo subbuglio, perché non era legato né all'eredità, continuità con il mondo antico, e neanche alla concezione religiosa e di continuità con il passato che aveva Bisanzio. Non aveva nemmeno, e non avrà successivamente, una formazione scolastica e accademica tradizionale. Emerge così con lui un nuovo tipo di ricercatore che sovverte un po' quella che era la mentalità universitaria. Appare un individuo completamente diverso e pericolosamente libero, perché non era neanche politicamente allineato nel senso dell'intellettuale dell'immediato dopoguerra italiano. La sua ricca e attiva ricerca scientifica evidenzia
interdipendenza tra lingua greca antica e lingua greca moderna, ma nel contempo apre nuovi capitoli della storia letteraria, riportando alla ribalta i canti romantici rivoluzionari dei Clefti, che erano un argomento molto studiato nell'Ottocento, fine Ottocento e anche nel corso del Novecento, però lui li legge in un'altra maniera, scopre manoscritti che non erano ancora stati letti e studiati, mette a fuoco personalità poetiche contemporanee come Odysseas Elitis. Guardate che pubblicare Odysseas Elitis nell'immediato dopoguerra con il canto eroico e funebre per un luogotenente morto in Albania, dopo che noi eravamo andati là per spezzare le reni all'Albania, era un atto politico non da poco. E tra l'altro anche capire che quello era un grande poeta, perché per arrivare poi ad avere il premio Nobel ci vogliono ancora altri 20 anni, quindi aveva intuito la grandezza di un autore come Elitis. Dopo una prima fase tra l'Italia e la Grecia, in contatto con molte persone, luoghi, libri, Vitti, e soprattutto dopo la morte dolorosa e improvvisa del padre nel 1954, decide di stabilirsi in Italia, dove inizia a insegnare lingua e letteratura neogreca a Napoli nel 1958. Poi dal 1954 al 1958 è un periodo particolarmente fruttuoso che, per usare parole che aveva scritto lui per se stesso, in quegli anni lui da battitore libero si trasforma in vero e proprio ricercatore. La ricerca gli permette di coltivare terreni già affrontati da altri, però con una diversa visione critica. Contemporaneamente traduce in italiano Nikos Kazantzakis in Cristo di nuovo in croce. In questo periodo, grazie al prezioso materiale delle biblioteche italiane, con un metodo di indagine più sistematico e un atteggiamento più maturo, riesce ad individuare testi fino allora sconosciuti, per esempio la tragedia Vienia, le opere letterarie italiane di Calvos, un manoscritto di Saklikis a Napoli. Analizza i rapporti fra intellettuali italiani dell'Ottocento, quale Montani, Ciampolini e il poeta Solomos. Offre nuovi contributi sulla questione della lingua, presenta inediti sermoni ecclesiastici in volgare, studia manoscritti di propaganda del cattolicesimo in lingua greca volgare e riconosce la mano di Nikolaos Sofianos in un dialogo della commedia italiana I Tre Tiranni di Agostino Ricci del 1533. Accanto alla ricerca nelle biblioteche, Vitti è particolarmente attivo nel promuovere e diffondere la cultura greca moderna in Italia. Collabora con giornali italiani e con le maggiori case editrici e mantiene un contatto diretto e amichevole con poeti e scrittori come Quasimodo e Ungaretti e con artisti come Giorgio De Chirico. Uno di loro, il critico e docente universitario Mario Petrucciani, fu l'amico di tutta una vita. Con lui, a soli 26 anni, diventano codirettori della rivista di critica, che ebbe una vita breve ma estremamente importante per i contenuti che sono stati inseriti in questa rivista, e poi anche per la rivista Il Presente, Poesia e Critica, che ha circolato fino al 1959. La carriera accademica di Vitti si sviluppa in 3 città italiane essenzialmente: Napoli, Palermo e Viterbo. Contemporaneamente sarà visiting professor anche per lunghi periodi presso università straniere. Quindi, anche in questo, Vitti è un precursore, sostenendo già negli anni 50 quelle che poi successivamente nelle università italiane viene chiamata internazionalizzazione. Ed è stato anche un promotore di quella che oggi si chiama terza emissione. Infatti è stato un prototipo, sia la mobilità del personale docente, che poi è stata prevista dai programmi europei ma molto successiva, sia la disseminazione del sapere, erano per Vitti una realtà ancora prima di diventare un impegno istituzionale riconosciuto. E quindi la sua dimensione professionale era diversa, era una professione di ricerca scientifica e di didattica, e diversa era anche la sua formazione accademica. Vitti non aveva imparato ad ubbidire a certi ordini dell'autorità e quindi aveva una sua indipendenza, e questo aveva avuto anche delle conseguenze. Aveva studiato in una scuola italiana a Costantinopoli, aveva vissuto tra diverse lingue e culture, e quindi questo gli dava anche una baldanza internazionale, oltre che una spregiudicatezza giovanile, che lo rendevano molto diverso da tutti i suoi coetanei. Questa libertà comunque gli ha avuto un prezzo, ma gli ha dato anche tante soddisfazioni. Quando Vitti arriva in Italia e nelle sue sedi universitarie, quindi porta con sé molte novità ed esprime un sapere non convenzionale.
Arriva e porta un contatto diretto con un'altra lingua, offre un'altra immagine della grecità che non coincide con la maschera ideologicamente costruita precedentemente né con la ricostruzione neoclassica del mondo greco voluta dalla riforma scolastica promossa da Giovanni Gentile. Nel secondo dopoguerra tutti cercavano di dimenticare, dopo la disastrosa campagna di Grecia, le conseguenze dolorose in molte case e in molte famiglie italiane, cercavano di dimenticare cosa significasse la Grecia moderna e si rivolgevano invece alla riscoperta dei valori dell'antica Atene democratica. Voi sapete che guardiamo sempre al passato in funzione del presente per farne un uso proprio o improprio, ma comunque utile per il presente e per il futuro. La nuova Grecia che invece Vitti presentava sembrava spesso straniera o estranea. E in quegli anni però viene sancito il primo tentativo di divorzio dagli antichi, e in quegli anni proprio in cui gli antichi eroi classici diventano interpreti di correnti ideologiche e politiche. Alla fine degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 del secolo scorso, con la liberalizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere nelle allora facoltà di lingue e letterature straniere, sembrò che si fosse creato il terreno ideale per una diversa fioritura degli insegnamenti di lingua e letteratura neogreca nelle università italiane. Il neogreco quindi si affrancò dalla tradizione degli antichi e procedeva verso nuovi orizzonti. Questo cambiamento coincise cronologicamente con un nuovo filellenismo europeo, cioè con quel sentimento di simpatia nei confronti dei greci contemporanei che nel periodo tra il 67 e il 74 avevano subito il regime dei colonnelli e spesso erano riparati all'estero per motivi politici. Quindi Vitti, dicevamo, tolgo un po' di cose, ma le troveremo poi negli atti, aveva collaborato con molte case editrici, aveva portato nel nostro paese una cultura che è collegata con una consolidata tradizione, ma nello stesso tempo è innovativa. Contribuisce a conoscere meglio l'Ottocento e molte personalità della diaspora, di cui abbiamo sentito parlare oggi pomeriggio Emilio Tipaldos, che era segretario e vicepresidente di questa importante istituzione accademica, e nel corso degli anni 60 ha sentito l'esigenza di scrivere una nuova storia della letteratura greca, neogreca, anche perché in quello stesso periodo c'era un bisogno intenso di riscrivere anche in Italia la storia della letteratura italiana. E quindi in questo contesto egli volle comunicare immediatamente a Konstantinos Dimaras, che era stato l'autore della più importante storia della letteratura neogreca fino a quel punto, l'intenzione di pubblicare una storia della letteratura neogreca, e Dimaras gli disse «Archinetit grapsete metichiasas logia», cioè basta che voi la scriviate con di parole sue, vostre. E quindi ha avviato questo tipo di lavoro che l'educazione, la formazione di Vitti, la sua personalità e i tanti anni vissuti in Italia gli hanno fornito le risorse necessarie per preparare qualcosa del tutto originale e senza precedenti nel panorama editoriale accademico, non solo nel contesto della produzione editoriale greca, ma anche quella italiana. E questa sua storia della letteratura neogreca non è scritta soltanto con altre parole rispetto a quella pubblicata da Dimaras nel 1948, ma è anche un'edizione, uno strumento completamente diverso. Vorrei qui rendere un ulteriore tributo a Vitti. Nella sua biblioteca privata, nei libri che ha conservato fino alla fine dei suoi giorni, i suoi figli hanno trovato un volume con l'indicazione per Caterina. Si tratta della copia della letteratura neogreca di Bruno Lavagnini. Conoscendo Vitti, so che ha voluto lasciarmi un segnale. Sapeva certamente che il volume di Lavagnini fa parte della mia biblioteca sin dai primi tempi in cui ho iniziato a interessarmi della letteratura neogreca, però ha voluto consegnarmi una fonte, un modello, un testo di riferimento, un documento. La letteratura di Lavagnini è una traccia, una catena di continuità, un segno di rispetto per il lavoro di chi ci ha preceduto. Sapeva che anche Lavagnini lo aveva preceduto nello scrivere una storia della letteratura neogreca e quindi ha voluto che lui mandasse questo messaggio, diciamo. Interpreto questo dono come una precisa volontà di indicarmi una strada del futuro,
consolidando le conoscenze tramite il dialogo con chi ha operato nello stesso campo, per non avere la pretesa o presunzione di essere innovativi, senza coltivare le radici e senza tutelare le fonti. Io qui adesso un po' mi commuovo e quindi salto un po' di altre cose che troverete negli atti, però voglio dire che questa storia della letteratura neogreca, i ragazzi avranno modo di leggerlo direttamente grazie al fatto che lui lo ha voluto rinnovare nel 2016, perché in classe proprio l'abbiamo chiamato direttamente perché non si trovava più il volume. E lui ha detto, beh, lo ripubblichiamo, e quindi grazie anche alla libreria Ca' Foscarina, con una bella copertina disegnata dalla Venia Dimitrakopoulos, abbiamo ripubblicato questo testo, ed è stata una bella opportunità. Poi era stata presentata nel 2016 anche al Museo Benaki. Insomma, voglio dire che la storia della letteratura greca moderna di Mario Vitti delinea un aspetto della cultura europea espressa in una lingua oggi minoritaria, spesso inaccessibile anche ai migliori studiosi di greco del mondo occidentale. In questo caso, quando dico greco, intendo all'italiana, che greco intende solo il greco antico. Conoscere la produzione letteraria greca moderna, senza romanticismi neoclassici e senza pregiudizi, potrebbe contribuire sicuramente ad una nuova prospettiva politica culturale. E una migliore conoscenza della storia letteraria della Grecia moderna può essere uno strumento utile per sostenere la Grecia in Europa e nel mondo, e per capire molto meglio l'Europa orientale, e oggi capire meglio l'Europa orientale è fondamentale. Investire nella cultura greca e nella letteratura greca moderna è un'azione, permettetemi, politica, non particolarmente costosa, ma che sicuramente ripaga nel lungo periodo. Grazie. Questa signora è Elli Panayotakis, che è la moglie del professor Panayotakis. Grazie molto. Grazie professoressa. Il secondo relatore, signor Teodoros Koutsogiannis, vi prego di approcciare. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, grazie dell'invito non solo personalmente ma anche da parte della Biblioteca del Parlamento Ellenico, e speriamo di continuare questa collaborazione. Certamente siete tutti invitati a usare le nostre collezioni descritte già dalla carissima collega Sofia Chiniadou, sperando che saranno utili per i vostri studi piuttosto neogrezzi. Allora, nell'incontro inaugurale sui libri grezzi a Venezia, penso che sia impossibile non cominciare da Aldo Manuzio. E a proposito di libri, storie, persone, parole fra il Veneto e la Grecia, come è intitolato il nostro convegno, credo valga la pena sfogliare le pagine e vedere, o ancora meglio godersi, un'edizione aldina alla greca, la Ipnerotomachia Polifili. È certamente l'incunabulo più bello in assoluto, l'edizione più famosa ed enigmatica, almeno riguardo alla prima fase della tipografia, una pubblicazione aldina unica per vari motivi. Stampata a Venezia nel dicembre del 1499, dalla casa di Manuzio, il testo racconta una storia d'amore tra Polifilo e Polia. Il protagonista Polifilo, lui che ama molto, sogna che sta vagando in una foresta nel paese della regina Eleftherilida, cioè la regina della libertà, Eleftheria in greco, e infine giunge al tempio di Venere Fisisoa, cioè della vita naturale, dove incontra la sua amante Polia. I due partono per l'isola di Kytherea, cioè l'isola greca Kythira, dove Polia inizia il suo racconto autobiografico. Dopo varie avventure, i due amanti si trovano insieme, ma alla fine Polia scompare.
Polifilo si sveglia e realizza la natura illusoria del suo sogno. Si tratta quindi di una narrazione sostanzialmente onirica all'interno della quale vengono descritti sorprendenti monumenti antichi illustrati in xilografie, poiché anche qui Polifilo viene presentato tra antichità immaginarie, spoglia, elementi architettonici, statue. La Ipnerotomachia è in realtà un romanzo antiquario. Per molte ragioni è il culmine della cultura antiquaria del 400, l'epitome dell'amore rinascimentale per l'antichità. Non conosciamo con sicurezza né l'autore né l'illustratore dell'opera, anche se sull'argomento sono stati scritti molti studi, articoli e persino interi libri. Se devo prendere una posizione su questi temi, prediligo il frate veneziano Francesco Colonna come scrittore e Benedetto Bortone, anche egli veneziano, come illustratore. Senza dubbio deve esserci stata una stretta collaborazione tra i due proprio per l'illustrazione delle scene selezionate. Dal punto di vista estetico si tratta di un capolavoro dell'arte tipografica, come si vede anche nell'impaginazione con i giochi visivi, tecnopegnia, ad esempio qui. Chiunque siano i creatori di questo magnifico incunabulo illustrato, essi sono stati in grado di selezionare elementi disparati provenienti dalla riduzione più ampia in modo originale e secondo uno stile romantico e utopico, certamente con un forte carattere all'antica. Ma perché la Ipnerotomachia è un libro greco in un certo senso? Il carattere greco dell'opera è già evidente nei nomi citati, Polifilo, Eleftherilida, Kytherea, Fisizoa, come ovviamente anche nel titolo stesso Ipnerotomachia, che deriva dalle parole greche sono, ipnos, amore, eros, battaglia, machi. Il linguaggio è ibrido ed è costruito utilizzando la struttura dell'italiano volgare con un poderoso lessico latino, ma tutto all'italiana nei finali. Occasionalmente, e in modo del tutto arbitrario, si usa anche il greco, di solito sotto la forma di maiuscole, che spesso sono definite lettere attiche, come ad esempio qui con il molto famoso Semper Festina Tarde alla fine della pagina e la sua rappresentazione grafica sopra con il delfino e l'ancora, da cui nascerà ovviamente il noto stemma della tipografia Aldina. L'aspetto greco di questa opera si ritrova anche nella sua illustrazione. Le fonti iconografiche dell'Ipnerotomachia ci conducono in diversi casi alla Grecia stessa e le sue antichità. Più avanti cercherò di documentare il lato greco della cultura visiva nella Ipnerotomachia Polifili. La Ipnerotomachia è illustrata con 172 xilografie, di cui 11 a piena pagina. In parecchie di esse compaiono iscrizioni greche, come nei casi qua, accanto a tombe decorate con statue nude antiche, in antichità con iscrizioni, spoglie e rovine, come a sinistra in alto sul marmo bianco iscritto, che faceva parte di un altare antico, e a destra su un vaso antico rotto con l'iscrizione significativa «Niente più sicuro della morte», «Tu thanatu veveuteron uden». Più prominenti sono altre iscrizioni greche su costruzioni monumentali che occupano rispettivamente quasi un'intera pagina, come qui dove, secondo il testo, viene presentata una fontana con le sembianze di un ragazzo che ride, sorretto da due figure femminili, composizione intitolata con l'epigrafe Ieliastos. Iscrizioni in greco accompagnano anche gradi edifici antichi, illustrati su xilografia a piena pagina, come a sinistra la facciata di un tempio e a destra 3 antiche porte con titoli della regina Eleftherilida, scritti addirittura in caratteri ionici, secondo il testo, e non attici questa volta, tra arabo, ebraico e latino. Oltre a questi edifici monumentali totalmente immaginari, con iscrizioni greche, la Ipnerotomachia descrive anche alcuni monumenti antichi per i quali sembra che l'autore e successivamente l'illustratore si siano basati sia su descrizioni letterarie sia su fonti iconografiche di antichità greche disponibili nel 400. Un caso del genere è costituito dal mausoleo della regina Artemisia ad Alicarnasso, che nella xilografia porta il suo nome nella parte inferiore,
mentre l'iscrizione in alto, specchio dell'amore, rivela il carattere essenziale del monumento, che alla fine è coerente con la storia d'amore di Polifilo. In generale, tra le parti più interessanti della ipnerotomachia ci sono le descrizioni dei monumenti architettonici nel tipo della ekphrasis. Infatti, la ipnerotomachia è stata considerata il terzo trattato di architettura stampato nel Rinascimento, dopo quelle di Leon Battista Alberti e di Vitruvio, e il primo ad essere illustrato. In questo contesto, il mausoleo di Halicarnasso ancora una volta sembra aver influenzato la descrizione e l'illustrazione di un'enorme costruzione antica, opera dell'architetto enigmatico Lichas, come ci racconta il testo. Sopra un colonnato che sorregge un enorme plinto si sviluppa una struttura piramidale che a sua volta termina con un obelisco coronato da una statua femminile. Fino all'obelisco la xilografia si tratta probabilmente di un restauro, ovviamente immaginario, del mausoleo di Halicarnasso, come descritto da Plinio. Vari architetti all'inizio del Cinquecento proposero restauri progettuali del mausoleo, seguendo più da vicino la descrizione pliniana. Tuttavia, come già accennato, l'ideatore o gli ideatori della ipnerotomachia attinsero in maniera eclettica da varie fonti sia letterarie sia iconografiche. Nella parte superiore l'obelisco si riferisce all'obelisco del Vaticano, mentre la statua femminile che gira secondo il vento, cioè nel ruolo di banderuola, si riferisce alla descrizione di Vitruvio della Torre dei Venti in Atene. Una ricostruzione grafica si vede al centro. Anche l'architetto Filarete progetta costruzioni simili con la logica della piramide e sormontate da statue per l'utopica Plusiapolis nel suo trattato di architettura. Qui a destra due progetti tipici di questo carattere. E se ci concentriamo sulla statua in alto che cammina su un globo, vediamo che tiene in una mano la cornucopia e con l'altra si copre il seno, mentre nella parte posteriore della testa è calva. Dunque dovrebbe essere identificata con la Fortuna Ocasio nella tipologia raffigurata alla fine del Quattrocento da artisti come Andrea Mantegna e Pietro Lombardo, cioè della produzione artistica veneta contemporanea alla ipnerotomachia. Focalizzandoci sulla piramide con l'obelisco, l'edizione francese del 1546 offre un'illustrazione più accurata a sinistra, poiché presenta anche una grande testa di Medusa, un gorgonion, sopra l'ingresso dell'edificio, elemento descritto nel testo. La figura femminile della Medusa, con ruolo apotropaico, fu dipinta dal primo viaggiatore antiquario del Rinascimento, Ciriaco d'Ancona, che copiava l'antichità in Grecia già nella prima metà del Quattrocento, come si può vedere qui sopra, una Medusa in bronzo a Samotrazia, in alto a sinistra, e un'altra come elemento decorativo di un capitello corinzio a Chisicos, in alto a destra. Addirittura nello stesso sito a Chisicos, nel grande tempio di Giove, oggi distrutto, Ciriaco aveva raffigurato pure una Medusa sul parete della cella, in basso, cioè in forma molto simile con la costruzione piramidale della ipnerotomachia. Il pioniere Ciriaco d'Ancona e i suoi disegni di antichità greche, che aveva visto e dipinto dal naturale, forniscono modelli per una serie di illustrazioni nella ipnerotomachia ed è su questo argomento speciale che mi concentrerò nelle prossime considerazioni. La felice conclusione della storia d'amore tra Polifilo e Polia, ahimè sempre solo nel sogno di Polifilo, avviene nel tempio di Venere Fisisoa, dove si svolgono le nozze dei protagonisti. Come altare di questo tempio si usa un'antica cisterna raffigurata in 3 scene dello stesso evento. La cisterna è decorata con figure in rilievo di ninfe che si abbracciano in fila. Queste figure si riferiscono alle figure femminili simili di Ciriaco, rappresentate in gruppi di 3 in una composizione di danza. Queste sono infatti le donne danzanti che Ciriaco vide in Samotrazia. Le etichetta come ninfe di Samotrazia, ma sembra che formuli anche una seconda ipotesi, cioè che siano muse, motivo per cui cerca di identificarle una per una con i nomi specifici delle muse nello stesso insieme di disegni.
In un altro episodio, la storia di Eros con le ninfe è illustrata in 2 scene. In alto Mercurio presenta Eros a Giove, che poi in basso lo consegna alle ninfe nella loro grotta. Il tipo specifico del dio Mercurio nella ipnerotomachia, soprattutto nella scena dove è rappresentato in 2 episodi di profilo con gli stivali a lati, il cappello anch'esso a lato e a punta e con in mano il caduceo, proviene da Ciriaco come si vede nel manoscritto illustrato sotto a sinistra, copiato addirittura da un anonimo veneziano che contiene materiale dai viaggi di Ciriaco d'Ancona nell'Egeo. Ciriaco aveva un rapporto particolare col dio pagano Mercurio, lo considerava il patrono dei suoi viaggi e aveva perfino composto una preghiera speciale per lui. Deve aver copiato probabilmente all'isola di Delos un tipo di mercurio arcaico, così come lo conosciamo ad esempio dal rilievo in basso a destra. Infatti, lo stesso Ciriaco aveva fatto conoscere l'immagine del suo Mercurio attraverso delle riproduzioni che inviava ai suoi amici collezionisti. Conosciamo almeno 6 copie del disegno specifico del Mercurio ciriacano e questo motivo del dio passò in varie opere d'arte del Rinascimento, in particolare illustrazioni di manoscritti e libri stampanti, come ovviamente anche nella ipnerotomachia. Nel suo viaggio onirico tra i monumenti antichi, Polifilo ammira una fontana scolpita. Tra le colonne che sostengono un frontone è presentata la figura in rilievo di una ninfa seminuda che riposa appoggiata sulla mano destra e in ipnosi. La ninfa viene rivelata da un satiro accompagnato da 2 piccoli satiri. Il satiro di destra rivela e allo stesso tempo protegge la ninfa, poiché con la mano destra tira una tenda per vederla, mentre con la sinistra abbassa la chioma di un albero per offrirle ombra. Secondo il testo, dai seni della ninfa sgorga acqua limpida, elemento che viene riproposto integralmente nella versione francese a destra con la composizione originaria invertita. L'iscrizione in basso, in maiuscolo attico secondo il testo, Paddon Toccavi, significa al genitore di tutto. Quindi qui abbiamo a che fare con la Venus Genetrix Omnium. La specifica xilografia con la Venere riposante e dormiente è di importanza unica per l'iconografia non solo del Rinascimento italiano, ma più in generale dell'arte moderna europea, fino essenzialmente all'Ottocento, poiché ci offre 3 principali tipi iconografici del nudo femminile che a loro volta offrono un'ampia rosa di variazioni. La ninfa dormiente, presso la fontana della ipnerotomachia, passerà già nel primo Cinquecento anche oltre le Alpi italiane, proprio con il soggetto della ninfa della fontana, ad esempio qui in Albrecht Dürer e in Lucas Cranach il Vecchio. Ma ancor più significativo sarà il suo influsso sull'arte veneziana del primo Cinquecento con il motivo della donna nuda riposante, di Venere o di altra figura mitologica. La Venere dormiente di Giorgione fornisce l'immagine archetipica di questo motivo che Tiziano a sua volta adotta nella sua altrettanto emblematica Venere di Urbino, adesso con gli occhi aperti che guardano lo spettatore. L'influenza del motivo del nudo femminile sulla pittura veneziana del Cinquecento, come stabilito dalla ipnerotomachia, è davvero una tematica inesaurabile. Ne vediamo alcuni esempi qua a destra. Se ci limitiamo al periodo e all'ambito prossimo alla ipnerotomachia, vediamo che il tema della figura femminile nuda in riposo ha prodotto una terza tipologia distinta con la presenza dei satiri, sia nelle 2 versioni incisorie sopra, sia nelle opere in metallo sotto. Siamo sostanzialmente davanti a copie della xilografia dell'ipnerotomachia con piccole modifiche. Proprio per l'importanza fondamentale della ninfa della fontana, proveniente dalla ipnerotomachia, riguardo all'iconografia artistica e ancora di più riguardo alla cultura visiva in generale, vale la pena rintracciare l'antico modello a cui si ispira l'illustratore di questa famosa Aldina. Tra altri modelli antichi sono proposte le statue dell'Ariana Borghese, in alto a destra, un tempo nella collezione veneziana di Gabriel Vendramin, ora al Louvre, la ninfa della fontana
dormiente in vaso nel giardino della famiglia Collozzi a Roma, oggi non più esistente ma nota tramite un'incisione, nonché la cosiddetta Fontana di Cleopatra nel Belvedere Vaticano, nota anche nel suo aspetto originale, pure tramite una illustrazione. In tutti e tre questi casi, però, a parte i problemi di datazione, conosciuti solo nel Cinquecento, cioè dopo la pubblicazione dell'Epnerotomachia, può essere spiegata solo la forma della ninfa della nostra xilografia, con non l'intera composizione. Anche qui Ciriaco, con i suoi disegni di antichità greche, ci offre una soluzione. Infatti, un disegno di sua a mano, autografo, proveniente dal suo viaggio nel Peloponneso nel 1447, raffigura un rilievo molto simile al rilievo della fontana di Polifilo. La somiglianza iconografica è evidente in tutti gli elementi della composizione: la figura dormiente seminuda in riposo, la figura maschile nuda, la presenza di figure infantili, il satiro. E anche lo stile di Ressa è abbastanza affine. Inoltre, va notato che questo particolare manoscritto, con i viaggi di Ciriaco in Grecia e i suoi disegni autografi delle antichità greche, era stato ritrovato nelle mani di Leonardo Botta, ambasciatore di Milano a Venezia, negli anni 70 del 400. Mentre Poglia e Polifilo hanno raggiunto la riva e aspettano di salire a bordo della nave di Eros, si imbattono in un poliandrion, cioè un monumento per molti uomini di sesso maschile morti, una necropoli di ambanti sfortunati. Si tratta quindi di un enorme tempio in rovina con grandi elementi architettonici in gran parte coperti dalla vegetazione. Per questa xilografia il grande studioso del Rinascimento italiano Jacob Burckhardt, già nell'Ottocento, ha notato che si tratta della prima raffigurazione di per sé di rovine nel Rinascimento. Nel 1445 Ciriaco visita al centro dell'Egeo l'isola di Dilos e raffigura, come vediamo sopra a sinistra, i resti del grande tempio dedicato a Delio Apollo, con le sue colonne di marmo bianco, alcune in piedi e altre cadute, spezzate, insieme ai capitelli in un stato di rovina. Inoltre raffigura, in basso, le rovine dell'area del teatro insieme alle antistanti cisterne per l'acqua tuttora esistenti. A parte alcuni elementi dell'architettura romana, come nicchie e archi e anche l'obelisco, sembra che l'illustratore dell'Epnerotomachia avesse in mente le rovine della sacra isola di Dilos, così come le aveva raffigurate Ciriaco per comporre la sua scena emblematica di rovine. Ancora una volta va sottolineato che il proprietario di questo particolare manoscritto, con i disegni delle antichità greche dell'Egeo, era il veneziano Pietro Delfino, che ebbe accesso ai manoscritti ciriacani e li poté copiare nel 1464. Concludendo, il capolavoro intitolato Epnerotomachia Polifili è un pastis di cultura antiquaria, rappresentativo dei suoi cultori nella prima fase del Rinascimento dell'antichità durante il 400. Gli autori di questo gioiello della tipografia veneziana in generale, e in particolare della casa Aldina, sono rimasti anonimi, non sappiamo se intenzionalmente o meno, e quindi possiamo considerare la loro opera come un esempio straordinario della tendenza che rappresentano, col carattere adicheziante dominante, una tendenza che fiorì particolarmente in area veneta. All'inizio di questa tradizione si trova l'antiquario Ciriaco d'Ancona, un precursore del genere, che viaggia sistematicamente e ripetutamente nelle regioni greche, registra le loro antichità e addirittura le raffigura già prima della metà del 400. Purtroppo la sua opera completamente originale, rimasta in manoscritti, è andata per la maggior parte perduta. Di essa oggi si conoscono solo alcune parti e per lo più attraverso copie. Sembra però che molte delle sue descrizioni e dei suoi disegni abbiano influenzato le persone che avevano lo stesso zelo per l'antichità nell'Italia del primo Rinascimento. E come abbiamo visto qui, furono utilizzati anche all'investimento iconografico dell'Epnerotomachia. Jacob Burckhardt ancora aveva sollevato la questione se l'autore dell'Epnerotomachia avesse viaggiato in Grecia
e dipinto i suoi monumenti antichi. I disegni derivati da Ciriaco d'Ancona forniscono la risposta. È proprio da questo punto di vista che la ipnotomachia polifili può e deve essere considerata, almeno in certa misura, una edizione greca, dimostrando i molteplici legami tra Venezia e la Grecia, tra il mare Adriatico e il mare Egeo, rapporti che hanno avuto un ruolo decisivo per la cultura europea moderna, certamente anche attraverso la produzione editoriale. Quando domandavano a Ciriaco d'Ancona perché facesse tutti questi viaggi in Grecia cercando le antichità, la sua risposta era per resuscitare i morti. Nell'ipnotomachia i morti antichi di Ciriaco vennero resuscitati anche in sogno insieme alle reliquie dell'antichità greca. Le condizioni storiche della prima età moderna non consentirono alla Grecia di partecipare al Rinascimento, almeno in un ruolo di primo piano. Tuttavia, attraverso la tradizione libraria, la sua memoria e il suo patrimonio culturale sono stati preservati per rinascere molto più tardi con l'aiuto dei libri, come vedremo più avanti nel nostro convegno. Grazie molto per la vostra attenzione. Grazie. Non so se ci sono questioni. Voglio pregare il professore Manning per la sua Lectio Magistralis. Vi lascio da solo. Intervengo un momento con un non previsto, per una piccola presentazione del nostro Presidente e anche del nostro oratore. Il nostro Presidente, il professor Karapidakis, è partner di questo progetto che permetterà al nostro convegno e all'Ateneo Veneto e all'Associazione di pubblicare gli atti. Noi abbiamo fatto un progetto finanziato dalla Regione Veneto che permetterà appunto la realizzazione di questa giornata di studi, che è finanziata anche dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Venezia, nonché dall'Università di Padova, dall'Ateneo Veneto, dalla Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia, dall'Istituto Tedesco di Studi Veneziani. E poi abbiamo avuto il piacere e l'onore oggi di avere degli ospiti che non sono nostri soci, cioè abbiamo avuto il piacere di sentire l'intervento del professore che mi ha preceduto, del dottor Cuzzo Iannis, e che è partner di questo progetto più ampio, che prevederà poi un altro momento alla fine dei 2 anni del progetto, quando saranno pubblicati gli atti. Ci rivedremo tutti insieme, spero qui a Venezia di nuovo, per la serata conclusiva. E poi anche con la Anagnostichieteria di Corfù e l'Università dello Ionio, perché l'Anagnostichieteria aveva tra i suoi membri personalità di primo piano di questa istituzione come Niccolò Tommaseo, che durante il suo periodo di esilio a Corfù ha fatto parte di quell'associazione. La sala accanto, dove ci ritroveremo fra poco alla fine della Lectio Magistralis del professor Menig, è una sala particolarmente preziosa per la città di Venezia, ma in generale per l'Italia. È la sala dedicata a Tommaseo, ed è la sala nella quale nel 1848 Tommaseo si espresse contro la censura, e quindi è una sala dedicata alla libertà del pensiero, e questo è un posto particolarmente prezioso e importante per la città, ma anche per la storia della cultura veneziana e italiana, perché in questo posto si è realizzato appunto un importante momento politico-culturale, e quindi qui la Grecia e i greci sono sempre stati di casa. Lo stesso primo presidente di questa associazione, Cicognara, aveva detto che lui, che era di Ferrara, si sentiva più foresto, più straniero di quanto non fossero i greci nella Venezia dell'epoca.
Ho il piacere poi di dire che il Presidente che a questo tavolo al quale ho tolto la parola è il professor Karapidakis, è anche il direttore della rivista Nea Estia ed è anche da poco, posso dirlo, il consigliere culturale del Ministro della Cultura, dell'Istruzione dell'Università di Grecia. Voglio ancora salutare la professoressa Karakausi che è appena arrivata, è la presidente della nostra associazione, quindi le do immediatamente la parola, stiamo facendo un piccolo fuori programma. Quindi io sono molto felice di aver preso così d'autorità il tavolo al presidente, il professor Karapidakis, per ringraziarlo per essere qui, rendere onore anche al nostro convegno, al nostro incontro, e poi permettetemi di presentare non dal punto di vista accademico ma dal punto di vista proprio anche umano e amichevole il professor Moenig, col quale ci siamo conosciuti, dicevamo ieri sera, circa 35 anni fa. Quindi nessuno dei ragazzi qui presenti era ancora nato, eravamo però nella vostra età, prima ancora che ci fosse l'Erasmus, e quindi abbiamo consolidato un'amicizia perché abbiamo una passione entrambi per questi libri, per Venezia, per il greco moderno. Siamo due stranieri che hanno dedicato l'intera vita allo studio della lingua e della letteratura neogreca. Adesso lui è il mio collega all'Università di Amburgo e quindi avevo piacere di avere un ospite d'onore che potesse rendere onore appunto ai libri greci a Venezia con il suo intervento, che sarà però in inglese. Quindi è un convegno anche internazionale e ce lo possiamo permettere in una città internazionale multilingua come Venezia. Scusate questa interruzione fuori programma e prego la professoressa Karakausi, appena arrivata da Cipro, di portare il suo saluto all'Assemblea. Grazie molto. Buonasera, calispera e scusate per il ritardo, ma appunto vengo da Cipro dove sono stata al congresso seferiano e quindi non disponendo di un aereo privato devo sobbarcarmi agli imprevisti di tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici. Allora, sono molto felice di essere qui, anche di essere arrivata perché in qualche punto del viaggio ne ho dubitato e devo cominciare con una serie di ringraziamenti. Anzitutto ringrazio tutti voi che siete qui, ma ringraziamo via via intanto la Regione Veneto che ha permesso la realizzazione in questo modo di questo convegno, l'Ateneo Veneto che ci ospita, le ambasciate di Grecia e di Cipro, tutti i nostri vari partner scientifici, accademici, che non posso citare uno per uno anche perché sono piuttosto trafelata e non me lo ricorderei. E naturalmente ringrazio i soci che sono qui. La nostra associazione ha avuto un periodo un po' lungo di quiescenza, potremmo dire, da 13 anni non riuscivamo a organizzare un convegno, stavolta ce l'abbiamo fatta, siamo qui in questa sede prestigiosa, in questa città meravigliosa, c'è anche il sole e quindi daremo inizio ai lavori. Ringrazio tutti di essere qui e adesso ascolterò insomma voi, il collega Mendish e gli altri. Scusate ancora per il ritardo. Allora, invitiamo adesso al tavolo il professor Moenig e poi alla fine degli interventi naturalmente abbiamo la possibilità di aprire un dialogo con il pubblico, perché è chiaro che se avete delle domande da porre, questa è un'occasione non soltanto per degli interventi ex cattedra, ma anche un modo per discutere, mi rivolgo essenzialmente agli studenti e ai ragazzi. Il professor Karapidakis in questo momento non c'è, quindi io faccio le veci della presidenza ed invito il professor Moenig al tavolo per parlarci di libri greci a Venezia. Basta, prima... ecco, comunico subito che siccome siamo tutti umani, il professor Moenig non ha portato il suo PowerPoint, quindi pur essendo un uomo perfetto sotto tanti punti di vista, questa perfezione non è totale. Quindi è un tedesco ma
abbiamo la possibilità di vedere che non tutti hanno sempre tutto perfetto. Quindi, grazie. Catalla. Not only I have to apologize for forgetting my PowerPoint, but also for giving this paper in English language. Before I start my paper, I want to thank Katerina, not only for her very kind words. Sorry, I will sit. And her very kind introduction, but for this very great honor to invite me to Venice and to deliver the Lectio Magistralis at the Convegno Nazionale di Studi Neogrechi in the historic environment of the Ateneo Veneto. I hope I will be able to meet her and your high expectations. On this occasion, I also want to publicly thank the Centro Tedesco di Studi Veneziani, which generously hosts me these days. I would like to add such a thing as a subtitle to the title of my communication, because this is how I organized the paper. The subtitle were Venice, the city which gave birth to modern Greek literature. And my intention is, of course, to briefly explain why I believe that Venice is the city which gave birth to modern Greek literature. As a starting point, I want to refer back to what Yorgos Savvidis suggested 32 years ago at a conference held at the Istituto Ellenico, almost at the same days as the Convegno Nazionale di Studi Neogreci, from 7 to 10 of November in 1991. Savvidis' suggestion then was to consider the Apokopos, published in 1509, the first printed book in modern Greek language, printed in Venice, of course, as the first piece of modern Greek literature. The Apokopos, written by a Cretan of Venetian origin, must be a couple of decades older than the edition of 1509. What Savvidis suggests, though, does not but partly refer to characteristics of the work itself. The work itself does not feature anything which would allow to consider it to be a turning point. Savvidis' point is immediately related to the media change from handwritten books, which continue to exist for what today they still exist, so they didn't stop existing. From handwritten books, anyhow, to printed editions, which created the preconditions for a much wider dissemination of texts. As a reaction to Savvidis' suggestion, Nassos Vagenas, in a series of major and minor publications, added that in order to consider pieces of literature as modern Greek, a central precondition is a consciousness of Greekness. I will say some on the consciousness of Greekness. We used to refer to the medieval Greek-speaking empire as Byzantium. Byzantium itself paid much more attention to its Roman heritage than to its Greek heritage. The Greeks, as Latin Europe calls them, or the Hellenes, as Greeks call themselves, according to the Byzantine perceptions, were pagans. While the Byzantine Empire was Christian, its emperors were successors of Constantine the Great, and Constantine the Great was the Roman emperor who introduced Christianity.
One may think that Byzantine identity did not survive after the Ottoman conquest of Constantinople in 1453, but this was not the case. The Roman identity of the Greek Orthodox Christians continued to be valid. A consciousness of Greekness, thus, for the people which Latin Europe ever since the Middle Ages called Greci, was anything but a natural thing for the Greeks themselves. Due to the large Venetian possessions of territories with a high percentage of Greek Orthodox population, and even more, due to the migration of Byzantines to the Italian city-states, interaction between the Latins, as Byzantines used to call Roman Catholic Christians, and the Greeks, became much more intense. It is this interaction that led to an evolvement of Greek consciousness, which for centuries, though, rivaled the Roman consciousness of the Greek Orthodox Christians. Coming back to Savidis' suggestions, it is to consider the first printed edition of a more or less contemporary literary text, which additionally was written in the spoken Greek language as a starting point of modern Greek, coming back also to Vaienas's intervention, the precondition of Greek consciousness, and integrating these two criteria into my own argumentation, which is related to the tradition of a Roman self-understanding of the Greek Orthodox Christians. I want to approach these pieces of literature written in the spoken Greek languages, which were printed in Venice in the first half of the 16th century, as a corpus, not single text, not a series of single texts, one whole, which is a corpus. Obviously, I cannot go into details. This would be the subject of a monograph and not of a short paper. I hope it will be short. The intention, though, that I do ask myself, the questions, though, that I do ask myself are, which were the criteria of selection of the texts which were printed? Did all texts pre-exist before they were first printed? Can we assume that in their manuscript form they were successful and that for this reason they were eventually printed? Or should we better assume that the publishers' editors, if they were more than one, wanted to promote something by choosing the texts they choose? And were the texts printed as they pre-existed, or were they revised or even rewritten? Were there texts which were written originally and these with a perspective to be printed? And finally, and this is the crucial question in the context of my paper, is Greekness a topic? Additionally, although it seems not to be very probable, is Romanness a topic? And now it's the first moment I would show a slide on my PowerPoint, which I forgot. And on this slide, you would see a list of those texts which pre-existed. And in this list of texts, I added the years of the first edition, plus some information about posterior reprints, if they were reprinted very often or only a few number of times. I will shortly refer to the titles which will be familiar to you. Bergadis Opokopos in 1509, which had many other editions. Justos Glikis, Grieving for Death, or Penthos Lanato, which had 4 editions all in all. Gavril Akondianos Apollonius, which was first printed in 1524, and it had many younger editions.
The Belisarios or Belisarios, first printed in 1525 or 26, which had a couple of editions, but not in the course of the 16th century. The Tale of Alexander, the Rhine Tale of Alexander, first printed in 1529 and which had many younger editions. The Anthos Chariton, Anthology of the Virtues, Fior de Virtu, I found the title Anthology of Virtues in English language. I don't know if it's a good idea, translation. The Theseid, which was printed in 1529 and there was no second edition. The Imberios, or Romans, which had many editions, younger editions for centuries, and a work written by Marinos Falieros, Crucifixion of Our Lord, which was first printed in 1544 and didn't have a second edition. I repeat, the list of these texts contains those texts which pre-existed when they were printed in Venetian books. All of these texts were, or most probably were, revised before they were printed. None was printed as it circulated in manuscripts. The publishers' editors were eager for a uniformity in verse and rhyme. The revision in some cases might come close to a rewriting. The Imberios seems to be such a case. I would differentiate the previous texts from the following ones. All can be perceived as new compositions on their own rights, texts which did not pre-exist. Although they might use pre-existing textual material. The first one, which obviously did make use of pre-existing material, was the Iliad by Nikolaos Lucanis, first printed in 1526 and then reprinted twice in the 17th century after a long gap of years. The second one, which you might not expect to be in this list, is the Tale of the Ass, the Wolf, and the Vixen, which was first printed in 1539. A third one you probably would also not expect in this list is the Birdless, Spanos, first printed in 1542 and which had many other editions. And the fourth is Marcos de Faranas, Logis Didactici tu Patros Prostonion. I didn't find translation into English of this title. I remember none of these works pre-existed, but all of them were produced on the basis of pre-existing textual material. For Lucanis' work, I base my knowledge on publication of Caterina Carpinato, and I hope she agrees to my assessment. Lucanis made use of the pre-existing texts of completely heterogeneous provenience, all dealing, of course, with the Trojan War. I myself currently work on the Tale of the Ass, the Wolf, and the Vixen, and I think one can say that it is a completely new piece of literature compared to the late Byzantine tale of the hero donkey, on which it was based and from which it adopted material. The recomposition is that substantial, and the literariness of the product is such that I cannot but consider it to be a piece of literature in its own rights. The unknown to us author of this text was of Cretan origin. We understand that of the language he uses, and he both lived and wrote in Venice.
where he obviously experienced the earliest evolvements of the Commedia dell'arte. The Spanos, the third of the four texts I mentioned, copies much more the structure of the Greek Orthodox Mass formula, akoluthia, than the two older versions do, which are preserved in manuscripts. And the Logi Didaktiki tu Patros Prostonion are read as a cento, using pre-existing material of an educational kind, including a similar poem authored by Marinos Falieros. Another category are texts which were completely original without rewriting or using pre-existing material. Jacopo Strivoli's History of Tagliapiera, first printed in 1523, Ioannikios Kartanos, The Old and the New Testament, Dimitrios Zinnos, Vatrachomiomachia, Andronikos Nukios, Aesop's Fable, again Trivoli's Story of the King of Scotia, and Nikolaos Sofianos, Plutarch, The Education of Children. Of course, it's not Plutarch, but I think that doesn't matter in this context. And Vendramus, an account of virtuous women and others who were wicked. Now I believe I finished the catalogs of titles, and I will say shortly present some of these books. The Velisarios. The Velisarios is the only text within the whole corpus which explicitly refers to Byzantium. The original text was written in the late 14th century and fits into the historical situation of the decline of the Byzantine Empire. Velisarios was destroyed due to malice. The Byzantines lost their sovereignty due to malice. After 1453, there was a lasting discourse that it were the sins of the Romans, who were those people we call Byzantines, which resulted into the loss of their empire. Moscow, in the course of the 16th century, derived a claim to be the third Rome on the basis of this narrative. Probably the text and the revised versions, instead of losing actuality, the text of Belisarius, instead of losing actuality with the loss of the empire, gained in actuality during the course of the 16th century. The Spanos is the only text within the corpus which strongly refers to Greek orthodoxy. The text does not make any sense if one is not acquainted to what an orthodox akoluthia is and how it is structured. References to Christian faith in the other texts exist, but often are quite indefinite as to a certain confession. The world of the dead in the Apokopos reminds us to paganism rather than of the place where dead Christians were waiting for the last judgment. The Catabasis motive in the Apokopos is intertextually related to the life of Barlaam and Joasaph, which was an important Christian reading both among Greek and Latin Christians. In the Crucifixion of our Lord, a painting of the crucifixion is described, which is obviously Catholic and not Orthodox. Confessional consciousness in this text, at least, is an additional topic. The opposition in the case is Roman Catholic versus Greek Orthodox. But how about Greekness? Understood as a consciousness of descendants of the ancient Greeks. Are there any texts within the corpus under examination? Caterina Carbinato in 2019 published a paper titled From Greek to the Greeks, Homer and Pseudo-Homer in the Greco-Venetian context between the late 15th and the early 16th century. She examines, I quote, the use and the reuse of the Homeric heritage by Greeks who had settled in Venice,
quotation mark, taking into consideration both texts written in the vernacular and texts written in ancient Greek. The two works in the vernacular she focuses on are the Iliad by Nikolaos Loukanis and the Vatrachomiomachia, translated by Dimitrios Zinos. She writes, again quotation marks, Greek antiquity was a new word for the Western humanist, but also a hidden heritage for too many Greek-speaking men and women. This treasure needed to be revealed. In the course of her article, she also refers to the translation of the Education of Children ascribed to Plutarch into vernacular Greek by Nikolaos Sofianos. Sofianos at the same time is the author to whom Vaillanas pays a particular attention as an author who displayed a consciousness of being Greek. Additionally, I would, to those three texts I mentioned previously, I would add the following texts to the list of those which, according to my reading at least, promote Greekness. These are the Theseid, printed in 1529, and Andronikos Nukios' translation of Aesopic Fables, printed in 1543. The Theseid needs to be shortly commented on. The Greek text is based on Giovanni Boccaccio's Theseida and was originally produced, according to Stefanos Kaklamanis, when either Nerio d'Acciaoli or Antonio I Acciaoli was Duke of Athens, that is, towards the end of the 14th or in the first half of the 15th century. It ties Athens to its ancient Greek past. This might be the reason why it had some actuality in Venice in 1529, although Athens by that time belonged to the Ottoman Empire. I would add, but rather with a question mark, the tale of the ass, the wolf, and the vixen, published in 1539, and this for the reason that it is intertextuality related to Lukianos' metamorphosis of the ass. With strong question mark, I would also add the Apollonios, first published in 1524, assumed that there was a consciousness of the late antique origin of the text. Greekness, thus, is the topic within the corpus of literary texts written in the vernacular and printed in Venice in the first half of the 16th century. To the extent one can judge, I would say that the discourse about Greekness through literary texts written in the vernacular, which opened with the appearance of Loukanis' Iliad and came to an end with the Education of Children, was the first of its kind in the early modern period. That is one of the reasons why I support that Venice was the city which gave birth to modern Greek literature. I would not single out a certain text to mark the turning point. The corpus of printing books as a whole is the turning point. Caterina Carpinato, I will come to an end. Caterina Carpinato dedicated a series of publications to some of those texts which I singled out as promoting Greekness. From her studies, it becomes clear how much the production of these texts is interwoven into the interest for Greek antiquity in Venice and its literature, and how much at the same time it is interwoven into the discourse about the usage of the vernacular. It becomes clear that those texts which were printed by Venetian publishers, more precisely by Stefano Nicolini da Sabio, were not selected by chance. There was a program and the underlying intention to promote Greekness, and this probably as an alternative to the predominant consciousness of Romanness. And this leads to the final
question. I'm sorry, I stress your your patience. Were the texts which explicitly promoted Greekness a success? The Theseid was not reprinted. It was printed only once, which makes me thinking that it was a flop. Of Lucanis's Iliad, many copies are preserved, a fact which indicates a success. At first sight, at least, obviously it was a success within a certain scholarly environment, probably among the members of the Repubblica delle Lettere. The Iliad was reprinted, but only 80 years after the first edition. Obviously, it was a flop too. One is tempted to suppose that the reason for the failure of both the Iliad and the Theseid lies in the size of the edition. The one has 164 leaves, the other one 180. And this size is considerably bigger than the size of the printed books, which evolved into a success. But there is also the Vatrachomioma here. It is in quarto, a small format, and consists of 8 leaves, which is nothing. It has thus similar stats as the other books, which prove to be a success story. The only text clearly promoting Greekness which became a success story and was reprinted for centuries was the Tale of Alexander. I leave a paragraph aside. It would add something about this text which is not necessary to add. The conclusion that the first attempt of establishing Greekness through literary texts printed in Venice was not necessarily a success seemingly weakens my argument. Obviously, the printing activity was only one aspect within a much wider discourse, which, once established, gained more and more ground during the centuries which we call early modern period. As far as literature is concerned, these texts constitute the core. Reassessing, and this is really my final paragraph, the arguments of Savidis and Vaiennas, which I took as a starting point, I would say that both introduce important aspects. The dissemination of literary text within the spoken Greek language via printed books created a continuity which previously had not existed. The consciousness of Greekness is not represented by only one text, and it is not the activity of a single person which promoted Greekness, but a collective effort. This effort consists of an interaction between Greeks in Venice and Venetians. I would add, though, that throughout the centuries of the early modern period, both the consciousness of Greekness and the consciousness of Romanness were valid in parallel. Probably the consciousness of Romanness predominated in the Ottoman Empire, while the consciousness of Greekness initially prevailed in the Venetian territories and gained ground in the 17th and the 18th century. The texts from which this becomes obviously are not necessarily works of literature. The consciousness of the modern Hellenic Republic is that of Greekness, which proved to be dominant and more lasting. Thanks a lot, and I hope I didn't overstress your patience. Quando ero studente nella storia di libro a Parigi,
il nostro professore diceva che il Somnium Polifili era un classico della cultura francese. Io oggi ho appreso che è un classico della cultura greca. Allora credo che è una discussione a aprire, importante. Certo è un greco, ma anche un manuale di esoterismo neoplatonico. A vari aspetti. Allora comincio così con la mia questione. Grazie. Allora, è una cosa mista da vari aspetti. Io ho focalizzato sull'aspetto visivo, artistico, iconografico e architettonico. Certo, possiamo documentare che ha vari aspetti di cultura greca. Non sappiamo precisamente i legami. Senz'altro Ciria di Ancona si trova nella base di questi legami. E possiamo parlare anche sull'aspetto letterario di queste due opere. Ambedue, cioè il scrittore della Ipnerotomachia, secondo me Stefano Colonna, il veneziano, non c'è dubbio su questo, anche se ci sono scritti libri su Leon Battista Alberti, su un Stefano Colonna da Roma, signore di Palestrina e così via. Cioè, come Colonna il veneziano descrive questo sogno, anche Ciriaco descrive varie avventure sue in Grecia, seguendo questo motivo di sogno, cioè muse che lo seguono nell'Egeo e così via. Allora anche nell'aspetto letterario abbiamo molte somiglianze, però io ho focalizzato solo sul mio campo di storia dell'arte. Sì. Se sapevo tutte queste cose avrei di rispondere al mio professore, grande storico di libro. Grazie. Grazie mille. Con noi. Altre questioni? Greci di libro, greci di lingua, greci di Russia, greci di Venezia. E di Corfù Lucani, era di Corfù, famiglia cittadina, dunque non solo la Creta, come ordine. È appassionante questo di scoprire una nuova nazione nel Seicento. Tra i libri. Presidente, prego. No, da ignorante però, quindi mi dovete scusare voi che siete così introdotti. Quale potrebbe essere l'influenza che noi sappiamo che il curatore dei libri di Aldo Manuzio fu Marco Musuro? Quindi quale potrebbe essere il suo contributo per quello che abbiamo visto, soprattutto in quello che ha presentato l'amico Thodoris Koutsogiannis? Se possiamo in qualche modo, se volete, non lo sappiamo mai immaginarlo, quindi grazie. Ci sono così tanti legami tra il Veneto, la Venezia e la Grecia che è probabile che qualcuno aveva a sua mano resti dei manoscritti perduti ora di Ciriaco d'Ancona o anche altre fonti intermedie. Non lo sappiamo però con certezza. Sì, un chiarimento per tutti, che riguarda un po' tutti. Il Marco Musurus probabilmente è intervenuto come è intervenuto Nicolaos Kalliergis nella edizione dell'Apokopos, no? Che il padre gli ha messo per le mani, dicendo che tra tante edizioni, tanti manoscritti, Esfalmeni, Exosi, no? tutte opere, diciamo, con molti errori, loro li ricorreggevano, ma anche introducevano cose diverse, dettagli che poi non si sono più rivisti in altre impressioni, in altre edizioni, quindi significa che altri avevano altri manoscritti. Quindi è un po' complesso il discorso, soprattutto di dire
no, la letteratura neogreca, no, può iniziare col 1509 con l'Apocopos o con la coscienza greca, no, tu citavi Sofianos, c'è anche Vainas, mi pare che parli anche di Tarcaniota pure, che però ha scritto in latino più che in greco, insomma, però si sentiva anche lì un riflesso della grecità, della coscienza greca. It's a very dangerous field, è un terreno veramente rischioso, insomma, anche perché poi non sappiamo che fine abbiano fatto né i manoscritti né le altre edizioni, se ce n'erano di più e poi sono andate perdute. Non possiamo dire che la fortuna sia determinata solo dal numero delle impressioni o delle riedizioni. Qualcuno ha avuto fortuna e altri potevano averla, ma casi come naufragi, ce lo spiega anche Caglamanis, no? Nel passaggio da una regione, da una zona all'altra, quante navi hanno perso i carichi di libri. Quindi è una questione molto aperta, solo questo. Avanti la scoperta dell'impressione, per rivenire un po' alle tesi di Svoronov. Era una coscienza che ha trovato l'occasione di esprimersi a Venezia e dopo la scoperta dell'impressione. Yeah. Credo che Vainas e Savidis erano più filologi che storici. Allora che Svoronov ha visto la scoperta della nazione greca, moderna diciamo, dopo la conquista latina di Costantinopoli, i romanzi come Imperius e Margarone eccetera, anche la tradizione della cronica della Morea, è un'affermazione che è, come avete detto, pericoloso, ma però... Pericoloso, molto pericoloso, because ωραία. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί ό,τι ακολουθεί το 1204 μπορεί, ενδέχεται να έχει προεκτάσεις που ανοίγουν έναν πάλι διαφορετικό χώρο. Tutto ciò che consegue il 1204 sulla conquista latina di Costantinopoli apre comunque una serie di altre problematiche. Γιατί έχουμε κείμενα γραμμένα στα ελληνικά, τα οποία μπορεί να εκφράζουν κρατικά μορφώματα, τα οποία δεν είναι το Βυζάντιο και μπορεί να είναι εχθρικά προς το Βυζάντιο. Εχθρικά προς το Vizantio. Possiamo avere in questo periodo delle opere che hanno anche una caratteristica non filo-bizantina. Quindi ci sono una serie di problemi aperti su questa questione. I problemi trattati in questo tavolo sono particolarmente significativi, perché immaginare una consapevolezza greca o una dimensione romeica, quanto romani sono coloro che si esprimono in greco, è abbastanza complessa come situazione, però è uno dei temi più affrontati dalla storiografia. La coscienza greca non era pro-bizantina. La coscienza greca non era pro-bizantina. No. Come a Peloponneso con Platon. Platon ha potuto immaginare una Grecitas, fra virgolette, non bizantina. Nella consapevolezza di Gemistio Platone nel 400 si immaginava una realtà greca che non fosse una realtà appunto filo-bizantina, ma infatti, scusate se intervengo tipo tavola rotonda, la ricostruzione della trilogia storica, cioè Grecia antica, bizantina, moderna, come un'unica appartenenza della storia culturale dei greci, è una ricostruzione un po' a tavolino,
ottocentesca, lo diciamo spesso in classe, anche come forma sia Zambellios ma poi Parigopoulos ricostruiscono un senso di la storia tu ellinicus ethnus, che testimonia proprio questo passaggio ininterrotto dall'antico al moderno. Quindi si aprono una serie di questioni relative all'uso della lingua, alla percezione, alla continuità, insomma è piuttosto complesso, un terreno minato, altro che. Quindi siamo finiti proprio subito nel vivo del vespaio delle discussioni, sia che si ponevano anche gli antichi, ma tra 8 e 900 c'è stata una bibliografia sterminata su questi argomenti, anche perché poi sono argomenti che si caratterizzano anche di questioni ideologiche e politiche, perché la riconquista per esempio di una dimensione greca antica durante gli anni dei 7 anni dei colonnelli aveva un senso anche dal punto di vista linguistico, quindi l'uso di una lingua più alta in quel periodo li rendeva più vicini agli antichi, e questo lo abbiamo visto in tanti momenti storici della vicenda storico-culturale greca, ma questo non volevo fare un intervento io, scusate, a tavolo. Presidente Zafiropoulos. Deve un momento. Presidente, deve prendere il microfono, perché la stessa lingua e la stessa religione, nessuno lo mette in dubbio questo, penso. O no? Qui possiamo rispondere allo storico. Sono io il storico. Io sono storico della classe dominante di Corfù, che non aveva queste inquietudini, credevano che sono ortodossi, parlando greco, un po' veneziani e alcune volte greci, dunque il problema era risoluto. No, è vero questo che il Presidente dice, no, non si può mettere in dubbio, ma in questo contesto erano però differenziazioni. Per esempio, Sofianos, che è importante per me, perché ha concepito una lingua volgare per la Chiesa, non era nello stesso senso omothriskos di patriarcato di Costantinopoli. Era infatti una sorta di rottura. Dunque, nozioni come omothriskon e omogloson, l'omogloson è un altro problema. Pensate a questa famosa opera teatrale dell'Ottocento, Favilogni. Tutti sono greci da Creta, da Zante, da Levadia, da Morea, e non arrivano a intendersi. E dunque anche abbiamo sforzi di unificare la lingua, Sofianos, e anche Nunzio ha scritto un greco classico che faceva parte dell'elite di Corfù, quando facevano ancora manoscritti di autori antichi. Dunque, omothriskon e omogloson, ma non era la stessa lingua sempre, non infatti la stessa religione non più. La stessa religione, all'interno di una religione ci sono colorature. Questa è la mia idea, non sono imparato per questo. Okay. Η γραμματική του Σοφιανού εμπεριέχει τη θεωρία όσον αφορά την ιστορία της γλώσσας, ότι η καθομιλωμένη γλώσσα είναι ελληνική. Δεν είναι αυτονόητο, εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Ο Σοφιανός ταυτίζει τη γλώσσα του 16ου αιώνα με την αρχαία ελληνική. Ως ίδια γλώσσα, ως και σύγχρονη μορφή της.
Niccolò Sofianos, che è questo dotto del Cinquecento, che scrive nel 1540, questo lo dico per i miei studenti per ricordarglielo, la prima grammatica del greco volgare. Lui ha la percezione che il greco volgare è una lingua greca, quindi è perfettamente consapevole, quindi c'è una volontà. Naturalmente questo libro non è stato pubblicato, è uno di quelli che sono rimasti manoscritti fino all'Ottocento, quindi quanto questa grammatica possa aver avuto poi un ruolo nella storia della lingua e della cultura greca dell'epoca è un altro degli interrogativi che gli studiosi si pongono e si mettono ai tavoli come oggi ad affrontare insieme a un pubblico di appassionati. C'è qualche altro? Vedo che tanta gente va via, però noi fra poco vi offriamo un bicchiere, quindi se potete restare ci fa molto piacere avervi qua. C'è un'altra domanda comunque. Grazie. Vorrei chiedere, visto che qui ci sono rappresentanti della biblioteca del Parlamento della Grecia, vorrei chiedere, nei libri di testo, qui ci sono anche tanti studenti italiani e non solo, ma i ragazzi greci trovano nei loro libri di testo, nella storia della lingua greca, riferimenti per quanto riguarda l'attività tipografica e il lavoro letterario che ci fu ed è stato enorme in questa città come Venezia e non solo. Un ragazzo, un studente greco riesce a capire e a studiare questo periodo molto importante, perché da quello che ho capito nella vostra biblioteca del Parlamento ci sono incunaboli e cinquecentine e non solo. Allora, come percepisce uno studente greco questo tesoro? Ci sono delle azioni o riferimenti pubblicati nei libri di testo? Grazie. Allora, la Biblioteca del Parlamento fa varie attività per far conoscere tutta questa tradizione editoriale, libraria, però devo dire che ai programmi scolastici non ci arriviamo alla tradizione, per esempio, di Manuzio o di Mussura e così via. Può essere anche spiegato, se bisogna imparare tutta la nostra storia e cultura, forse dobbiamo fare più di 12 anni di scuola, di educazione. Certo, è una cosa speciale, per dire, no? No, non sono d'accordo con la sua risposta. Mi scusi. Sì, certo, io so con la stessa parte con lei, cioè che bisognerebbe imparare questa tradizione, per esempio la lingua volgare che voleva stabilire Sofianos, ad esempio qua. Mi scusi, la mia domanda vorrebbe essere una domanda ma anche un invito, perché sono molto fiera per l'Università Ca' Foscari e il lavoro che sta svolgendo, grazie anche alla professoressa Carpinato, perché promuove e insegna e trasmette la lingua greca e tutta la tradizione a degli studenti che sono nati in Italia. E vorrei che anche la mia patria, che è la Grecia, farebbe la stessa cosa, perché uno studente italiano conosce forse molte più cose di uno studente greco che non va ad studiare nello specifico la storia della tipografia o la storia della letteratura. Che ne dice? Non possiamo fare dei passi in avanti? Grazie mille. Ha ragione senz'altro, io sono d'accordo, non posso parlare per conto degli studi accademici in Grecia, dell'università, non è il mio campo la filologia, la letteratura. Penso che qualcosa si fa negli ultimi decenni anche all'università, cioè io già avevo sentito negli anni 90 sulla tradizione tipografica, editoriale. Certo bisogna fare di più,
Il meglio è sempre il nemico del Volete parlare buono. della scuola o dell'università? Della scuola. Della scuola è differente. Lì cambia la cosa, sì. All'università si insegnano. Ecco. Sapete che la Grecia è il paese da Adamantios Korais e non da Sofianos. Dunque l'insegnamento della lingua greca, della percezione dei classici, eccetera, passa via la tradizione coraistica, che era spesso nemica verso la tradizione veneziana. Vi fu ricordare il conflitto Corais, Capodistria e Mustoxidi. Questa è un'altra questione più complessa. Altra epoca. Mi sembra che in tutte queste questioni la questione più fondamentale è quale carattere questa grecità, ellenicità, romanità, carattere bizantino forse, qual è il carattere di questa tradizione? Grazie al professore che ha presentato Caterina. Abbiamo ancora una Grecia, la Grecia della generazione 30, sì, che ha saputo perfettamente mettere in valore. Dunque, sono tante identità nella Grecia. Sì, certo. Cristiano Luciani dell'Università di Tor Vergata. Grazie. Io a mano che affronto queste questioni sento, ci si accorge di più che più si va in fondo alla natura del greco, della grecità, eccetera, e tanto più riemerge quella che era una caratteristica degli antichi greci, il particolarismo, cioè ognuno ha un suo profilo, si crea un suo profilo, un profilo religioso con le sfumature, un profilo politico con le sue sfumature, un profilo culturale con le sue sfumature. Ed è chiaro che anche nella generazione del 30 hanno quasi rinnegato quella precedente, quindi eppure altri della generazione successiva, 60, 70, invece hanno recuperato qualcosa. Quindi anche lì ognuno fa una tipologia di greco personalizzata. Perché Sofianos non ha avuto fortuna con la sua grammatica? Perché interessava solo a pochi, a un gruppo, a un gruppuscolo che era legato al Vaticano, che era legato ad altre realtà locali. Quindi il particolarismo funziona sempre e non ci deve dare, come dire, l'autorità di dire che la Grecia ha un'unica tradizione, un'unica lingua, dall'antico al moderno, la continuità. C'è una continuità spezzata continuamente, ma con una grande volontà di tenere a galla tutto da un punto di vista politico, no? Nell'Ottocento sono venute fuori tutte le scoperte del Dionysakritas, i manoscritti, eccetera, che sono stati utilizzati come fonte di identità nazionale, ideologia, eccetera. Poi non se ne è parlato più perché erano altri gli orientamenti. Quindi ogni tanto riviene fuori qualcosa che dà un senso alla grecità, ma probabilmente bisogna parlare di più grecità come di più Itache, no? In Cavafis. Esatto. Forse qualche ragazzo che vuole dire qualcosa. Sì. Grazie a tutti per essere stati a questo tavolo, grazie a chi ha seguito questa tavola rotonda, rendendola anche vivace con i propri interventi dal pubblico. E adesso nella sala di cui vi parlavo poco fa, nella sala Tommaseo attigua a questa meravigliosa biblioteca, abbiamo la possibilità di bere un bicchiere insieme e quindi siete tutti invitati a continuare nella stanza accanto. E qui ci sono le cartelle con un po' di materiale soprattutto per i relatori, ma potete prenderli tutti quelli che ci siete. Grazie molto.